Il rombo è qualcosa che veramente una cosa che proprio rimane. Mi piacciono le parti storiche, quindi ad esempio il Caproni che abbiamo qui davanti, però certo quelli di ultima generazione fanno sicuramente più effetto. Bellissimo. Vanno velocissimi dappertutto, anche questi molto vecchi che però volano ancora. Occhi aperti, naso all'insù, macchina fotografica e cellulare alla mano. Lo scatto accanto all'esemplare che più affascina, una fortuna poterlo vedere così da vicino, e poi appoggiati alle transenne per ammirare simulazioni di operazione come quelle dei caccia intercettori dell'aeronautica militare. Nell'anno del centenario dell'aeronautica militare, il 51esimo stormo caccia di Strana torna ad aprire le sue porte. Le operazioni quotidiane del reparto, l'impegno nello sport, i velivoli, dagli storici, qui il Caproni, ai più moderni, il Tornado cacciabombardiere, l'AMX, l'Eurofighter, l'F-35, la quinta generazione. A festeggiare il suo primo anno di comando, compiuto proprio ieri, il comandante della base, Emanuele Chiadroni. La professionalità che ci contraddistingue ormai da anni è quello che facciamo tutt'oggi, per cui siamo assetti che esprimono capacità della Forza Armata e quindi dell'Italia. Veniamo impiegati in diversi teatri operativi, la capacità nostra esprimibile con l'Eurofighter, ma anche le altre capacità esprimibili con gli aerei non pilotati, gli aerei da trasporto, gli elicotteri e tutto quello che è aeronautica militare, anche spazio e anche cyber. Erano aerostati 100 anni fa a portare gli uomini nei cieli. Oggi l'Eurofighter raggiunge il doppio della velocità del suono. Il futuro dell'aeronautica militare è legato alla tecnologia, per cui dobbiamo oggi pensare a come l'aeronautica militare dovrà essere tra 10, 20, 30 anni e dobbiamo pensare quali sono le attività che ci interesseranno tutti noi, tutti i cittadini tra tanti anni, e tra questi sicuramente l'ambito cyber e l'ambito spazio saranno due domini dove dovremo essere pronti.